Tracollo nelle vendite, barche ferme o che escono a rotazione è la fotografia del mondo ittico ligure colpito dall'emergenza coronavirus. Dallo strascico alla piccola pesca sono ferme in porto molte imbarcazioni. Le Lampare, che avrebbero dovuto iniziare a fine marzo la stagione della pesca all'acciuga, hanno deciso di rimandare l'uscita in mare, non solo perché non possono garantire la distanza necessaria tra i membri dell'equipaggio, ma anche perché, una volta giunti a terra, non hanno garanzia di vendita del loro pescato. Dopo l'allarme lanciato da Coldiretti, abbiamo parlato con due grossisti del Levante, Mare Mosso e Sestri Pesca. Abbiamo avuto un calo delle vendite che supera il 50%, dice Roberto Trinca di Mare Mosso, anche perché sono chiusi i classici canali che stagionalmente attendono il pesce come ristoranti, alberghi, pescherie, mense scolastiche. Inoltre, spiega Trinca, ora le persone preferiscono fare la spesa toccata e fuga nei supermercati, dove è più facile comprare tutto e velocemente, magari ricorrendo ad alimenti surgelati. È un momento difficile per il settore che, tra l'altro, arriva dopo diverse giornate di meteo non buono. Ad oggi, dice Trinca, le marinerie di Sesti Levante e di Santa Margherita Ligure stanno tirando la cinghia, le barche escono a rotazione e il personale sta usando ferie e permessi. Ma se consideriamo che ogni imbarcazione può avere a bordo tra le 12 e le 15 persone, prosegue il titolare di Mare Mosso, il comparto rischia di dover ricorrere ai licenziamenti se l'emergenza dovesse proseguire. Dello stesso avviso Alessandro Biasotti di Sestri Pesca. Se oggi siamo al 50% in meno di venduto, spiega, più avanti arriveremo anche al 70%, con tutti i rischi del caso se la situazione dovesse perdurare. Per questo Coldiretti chiede aiuti al settore, ad esempio per la pesca a strascico l'anticipazione a questo periodo del fermo biologico previsto per legge e prevedere ad emergenza finita, per garantire una rapida ripresa di tutta la marineria ligure, la concessione di mutui a tasso zero finalizzati all'estinzione dei debiti bancari.